Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. Proseguono a oltranza le proteste di agricoltori e allevatori in Sicilia, in marcia sui trattori, cresce il malcontento per le politiche europee e nazionali, anche la siccità minaccia le produzioni, l'assessore San Martino chiederà lo stato di calamità. La Candelora d'Oro è di Librino. Antonio Presti dedica all'amato quartiere di Catania il riconoscimento che gli verrà assegnato domani. Alla porta delle farfalle oggi un anticipo di bellezza e preghiera tra i giovani prima della festa di Sant'Agata. Se avete alzato le mani su vostra moglie, non indossate il sacco. È vibrante il monito dell'arcivescovo di Catania Renna in cattedrale durante la messa celebrata per e con le donne vittime di violenza. Maggioranza in crisi alla Regione. L'Ars boccia la norma salva ineleggibili con gli alleati che tradiscono l'accordo con Fratelli d'Italia. Vertice a Roma sul caso Sicilia. Patteggia la pena a 4 anni lo chef Mario Di Ferro, era accusato di aver ceduto cocaina a VIP e politici all'interno del suo locale a Palermo. Elon Musk annuncia il primo chip impiantato su un essere umano e vanta risultati promettenti, cauti gli esperti sull'utilizzo per il supporto ai paraplegici. Il calcio, ultime ore di mercato per il Catania che punta a sfoltire la rosa, ceduti Popovic e Bocic, domani la partita di Foggia senza tifosi rossazzurri al seguito, Palermo vicino a Chaka Traoré del Milan. Ancora ben trovati, proseguono senza sosta da giorni le proteste di agricoltori e allevatori in Sicilia. Cresce e monta il malcontento per le politiche europee e nazionali, oggi manifestazioni in diverse parti dell'isola, le ha seguite per noi Marco Gullà. Non ci fermeremo fino a quando non avremo una risposta. Proseguono in tutta la Sicilia le proteste di agricoltori e allevatori contro le politiche europee e nazionali. Si punta a segnalare i costi di produzione ormai ingestibili e le basse remunerazioni sulla scorta di quanto già accaduto in Germania e Francia. Così non è possibile più andare avanti perché il prezzo della gestione e la coltivazione dei terreni adesso è insostenibile contro il prezzo del grano e degli altri cereali. È insostenibile ormai. Le spese del costo di gestione per produrre le materie prime, noi produciamo vita, produciamo cibo e le persone purtroppo ormai qui oggi siamo in tantissimi e la protesta è forte. Siamo a Resultano, siamo a bordo di uno dei trattori che in questo momento sta sfilando per le Madonie, una protesta che andrà avanti anche nei prossimi giorni. Tra l'altro agricoltori e allevatori promettono anche di entrare nelle città siciliane. Siamo arrabbiati perché c'è un'indifferenza totale da parte delle istituzioni, regionali in primis, nazionali e europee. Protesta anche nella Valle dei Templi di Agrigento. In Europa chi prende le decisioni sono sempre persone che hanno altri interessi. Speriamo di ottenere il giusto prezzo e il giusto guadagno dell'agricoltore. Se noi spendiamo 50 non possiamo vendere 30. Sfilata di trattori e malcontento che sale giorno dopo giorno. Ed è emergenza siccità in Sicilia, soltanto qualche giorno di pioggia in 5 mesi. Per questo l'assessore all'agricoltura Luca San Martino si prepara a chiedere lo stato di calamità. Il servizio è di Manlio Viola. Serve la dichiarazione dello stato di calamità naturale per la situazione degli approvvigionamenti idrici in Sicilia, sia per l'agricoltura che per l'uso civile, anche se la situazione più complessa è quella dei campi. Lo chiederà ufficialmente l'assessore Luca San Martino. I volumi d'acqua negli invasi siciliani sono sotto il livello di guardia. Gennaio è il quinto mese consecutivo che fa registrare precipitazioni inferiori alla norma del periodo, con un deficit di circa 200 millilitri d'acqua. A stretto giro chiederò al presidente della regione Renato Schifani di dichiarare lo stato di calamità naturale per l'emergenza siccità, un segnale concreto per il comparto agricolo e per i nostri agricoltori in difficoltà, ha confermato personalmente Luca San Martino. Intanto si è insediata la cabina di regia nata per volontà del presidente della regione Renato Schifani per monitorare la situazione, una cabina che è in vigore già da dicembre scorso. L'osservatorio finora è stato una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario. Il suo funzionamento è stato introdotto alla legge nazionale per il contrasto alla siccità, norma che individua quali organi di coordinamento
coordinamento le autorità di bacino dei 7 distretti idrogeografici italiani. Plaude intanto alla richiesta di stato di calamità anche Nino Germanà della Lega, ma le procedure non saranno semplici. Dopo la Regione è possibile sia necessario il ricorso allo Stato e già i rapporti con la Protezione Civile Nazionale hanno mostrato incrinatura in occasione della richiesta di calamità per gli incendi del luglio scorso. E adesso apriamo la pagina che stiamo dedicando da qualche giorno nei nostri telegiornali all'attesa per la festa di Sant'Agata. Oggi nel quartiere di Librino, tanto amato dal mecenate Antonio Presti, si è svolta una giornata nel nome della bellezza e della preghiera verso la santa patrona della città. Presenti Presti, che verrà appunto insignito della Candelora d'Oro proprio domani e che lo stesso dedica al quartiere. Marco Carli. Il sorriso di Agata per illuminare il cammino dei più giovani e di chi li guida. Emozione, cultura e preghiera. È successo a Librino davanti alla Porta delle Farfalle, inaugurata lo scorso aprile. Altro meraviglioso sguardo verso la bellezza concepito da Antonio Presti nel quartiere catanese. Nella mattinata le scolaresche con i genitori e gli insegnanti hanno percorso il muro artistico che attraverso le poesie e le opere in terracotta ha portato fino a Sant'Agata. E lì ha preso il sopravvento la voglia di rivolgersi a lei di fronte alle realizzazioni dedicate proprio alla patrona, di cui una concepita con il contributo delle donne di Librino, un quartiere a cui Presti attribuisce virtualmente la Candelora d'Oro, che quest'anno gli è stata assegnata. Questa Candelora d'Oro non va ad Antonio Presti, va alla gente del quartiere, va alla comunità di Librino, quindi la Candelora d'Oro di quest'anno è Librino. Questa è bellezza, vedere la bellezza, e oggi grazie anche a Sant'Agata e alle mamme e a tutti quanti questa bellezza si è resa manifesta. Una mattinata vissuta all'insegna del sorriso ma anche della cultura, con gli studenti che hanno fatto le guide turistiche per spiegare il perché della Porta delle Farfalle e di tutte le opere che vi si trovano, un vero cammino di bellezza ulteriormente nobilitato dallo sguardo buono di Agata. Ma la festa di Sant'Agata quest'anno è fortemente intrisa del monito a riflettere sul martirio, ma anche a parlare delle donne vittime di violenza. Una messa è stata celebrata per loro in cattedrale a Catania e sono state forti e vibranti le parole dell'arcivescovo Renna. Adelaide Barbagallo. Sull'altare il lungo elenco delle donne vittime di violenza. In cattedrale a Catania la messa celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna per loro e con loro, uno dei segni forti della festa di Sant'Agata di quest'anno. Sant'Agata è stata uccisa per la dignità della sua scelta di fede. Le donne che vengono uccise per femminicidio vengono uccise per la dignità e la fermezza della difesa della loro vita, delle loro stesse scelte. L'arcivescovo pone l'accento su pregiudizi e la mentalità di possesso anche dei giovani, con ragazze costrette a rimanere chiuse in casa senza poter uscire, e tutto questo talvolta viene approvato da altre donne. Queste mentalità nascono nelle famiglie, colpiscono le ragazze più giovani e vengono tramandate a volte da donne a donne, oltre che da uomini a uomini. L'arcivescovo si è poi rivolto agli uomini. Cari uomini, voi non potete essere devoti di Sant'Agata se pensate così. Voi siete i seguaci di Tiziano, di colui che ha ucciso Sant'Agata, di colui che le ha fatto del male. Non vestite il sacco se quest'anno avete alzato la mano contro vostra moglie. Non seguite la processione, non accendete un cero, perché quel cero non vi servirà a nulla, servirà come un sacrilegio agli occhi di Dio. Infine alle donne l'incoraggiamento a saper dire di no, ad avere il coraggio di denunciare. Stiamo facendo rete, ha detto l'arcivescovo, e la presenza delle istituzioni in chiesa lo testimonia, perché questi messaggi non sono solo rivolti ai credenti, ma a tutti. E adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo della politica regionale con una maggioranza di centrodestra che appare in crisi. L'Ars boccia infatti la norma salva ineleggibili, gli alleati dunque tradiscono l'accordo con Fratelli d'Italia, il partito della Meloni accusa Schifani e dunque c'è appunto previsto un vertice a Roma proprio sul caso Sicilia. Luca Ciliberti.
E crisi di governo in Sicilia. A Roma ha convocato un gabinetto d'urgenza su richiesta della delegazione regionale siciliana per decidere la nuova linea politica del partito di maggioranza relativa in assemblea. I fatti: ieri gli assessori di Fratelli d'Italia su diktat dei vertici nazionali hanno disertato la giunta convocata dal presidente della regione Renato Schifani, nella quale sono state annunciate le nomine della sanità, in aperta polemica con gli alleati, colpevoli, secondo il partito di Giorgia Meloni, di aver fatto saltare l'accordo sull'approvazione della norma definita salva ineleggibili, che avrebbe sanato la posizione di 4 deputati, 3 meloniani e 1 dell'opposizione, nei confronti dei quali hanno presentato ricorsi i primi dei non eletti 2 anni fa. Ma la partita di fatto era più complessa e incastrata con le poltrone dei nuovi manager di aziende e ospedali e il ritorno al voto diretto delle province. Solo 30 voti sui 39 della maggioranza in aula, almeno 9 i franchi tiratori. In attesa di ciò che deciderà oggi il partito a Roma, bocche cucite dai deputati regionali di Fratelli d'Italia che puntano il dito sul vicepresidente Luca Sammartino, colpevole, secondo i meloniani, di aver orchestrato insieme alla DC di Cuffaro la bocciatura della norma per tornaconto politico. Almeno 3 tra i ripescati dei primi dei non eletti potrebbero passare con questi 2 partiti. Durissima la reazione delle opposizioni. Maggioranza in frantumi. È chiaro che questa maggioranza ha vinto le elezioni regionali, però come noi pensavamo non era in grado di governare con le varie diversità rispetto alle forze che la compongono. Io al posto del presidente Schifani mi farei una considerazione e pensare anche alle dimissioni, perché questo governo non ha la maggioranza sui temi importanti, sulle materie che portava all'interno del suo programma elettorale. A questo punto non riesco a capire i motivi per cui questo governo continui a stare lì seduto e a pensare di governare la regione siciliana in questo modo. Tensione altissima dunque, anche in vista delle prossime elezioni europee. E finisce con un patteggiamento della pena lo scandalo della cocaina dei VIP a Palermo. Il noto chef Mario Di Ferro è stato condannato a 4 anni con pena sospesa e a una multa. Era stato sorpreso a cedere cocaina e la vicenda causò fra l'altro il licenziamento del segretario del presidente dell'Ars, Manlio Viola. 4 anni di reclusione, ma non andrà in carcere. Ha patteggiato il noto chef Mario Di Ferro, accusato di aver ceduto cocaina a diversi clienti e di essere stato il fornitore dei VIP di Palermo a partire dai politici. Una vicenda che creò scandalo qualche mese fa in città. L'udienza si è svolta davanti al GUP Marco Gaeta. L'imputato ha sempre sostenuto di non essere uno spacciatore, ma di aver soltanto fatto favori ad amici in occasione dell'episodio di cessione, in particolare contestato in flagranza. Lo chef pagherà anche una multa di 20.000 euro. In base all'accordo, Di Ferro i 4 anni non li sconterà in carcere. Il noto ristoratore era stato arrestato il 29 giugno dell'anno scorso dalla squadra mobile coordinata dalla procura. Insieme allo chef erano stati fermati anche Gioacchino e Salvatore Sansone, Gaetano Di Vara, Giuseppe Megna e Pietro Accetta, che erano stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Hanno tutti scelto il rito abbreviato e per loro il processo proseguirà a marzo. Di Ferro era già finito ai domiciliari in precedenza nel mese di aprile dell'anno scorso perché era stato sorpreso a cedere cocaina a Giancarlo Migliorisi, allora capo della segreteria tecnica del presidente dell'Ars, che per questa vicenda fu licenziato dal presidente in carica Gaetano Galvagno. Spiegò di aver fatto un favore ad alcuni amici e di certo non per soldi, e fra questi anche il deputato regionale Gianfranco Miccichè, che, sentito come persona informata sui fatti, ammise di aver acquistato droga da Di Ferro, sempre e soltanto cocaina. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Temono la riduzione dei salari fino al 50%. I 90 lavoratori del settore ristorazione, dei degenti e della mensa del Policlinico dell'ospedale San Marco di Catania, protagonisti questa mattina, lo vedete, di un sit-in in prefettura organizzato dalla Philcams CGL. Il pericolo di gravi riduzioni degli stipendi deriva dal nuovo bando per il cambio d'appalto dei servizi per la ristorazione. Secondo la Philcams CGL, nonostante sia garantita la salvaguardia dell'occupazione, è previsto un taglio di oltre il 30% delle ore di lavoro, che porterebbe dunque alla riduzione degli stipendi. Si parla tanto del chip che una società del magnate Elon Musk avrebbe appunto impiantato nel cervello di un essere umano, ma sull'argomento la comunità scientifica è ancora molto cauta. Il servizio.
Un chip impiantato nel cervello, la rivoluzione annunciata dal magnate americano Elon Musk, l'uomo di Tesla e Twitter, ha come obiettivo aiutare chi ha problemi neurologici e lesioni traumatiche leggendo le onde cerebrali. Questo è un passo ulteriore, ma sul quale io andrei molto cauto per vedere gli effetti intanto a lungo termine, dei quali non sappiamo granché, ma potrebbe aprire una prospettiva verosimilmente, se collocata nei termini giusti, anche di terapia per alcune patologie non trattabili. Neuralink, la società di Musk, ha condotto studi sugli animali, ma è prematuro oggi capire se potrà aiutare pazienti colpiti da stroke, da Parkinson o addirittura da malattie psichiatriche. Per esempio per i pazienti tetraplegici era già stato fatto qualcosa con un'applicazione di un device connesso con un esoscheletro, credo qualche anno fa, dall'Università di Grenoble. Questo è un ulteriore passo in avanti, ma la tetraplegia può essere causata da determinate patologie che sono differenti fra di loro. Diverso è un tetraplegico per mielolesione da un tetraplegico per una patologia muscolare allo stato avanzato, quindi è complesso il meccanismo. Il nome è Telepathy e la comunità scientifica sull'applicazione pratica ancora va cauta. Il nome già non è granché incoraggiante, perché parliamo di possibilità di comunicare attraverso il pensiero azioni e probabilmente non solo. Quando si pensa di interagire con neuroni che si concretizzano in un'attività di pensiero e di comunicazione con altre persone e si tenta di applicare questo al di fuori della patologia, il rischio che si corre credo sia elevato e debba essere valutato attentamente. Adesso ci occupiamo della nostra programmazione, l'accoglienza dei migranti in Sicilia tra criticità e nuove emergenze dopo l'incendio del centro per il rimpatrio di Milo a Trapani. Giusy Lazzara ne parlerà infatti oggi nel Focus dopo il nostro telegiornale con Riccardo Campochiaro, presidente del centro Astalli di Catania, con Angelo Ranelli dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione, con Valentina Villabuona del Dipartimento Regionale dell'Immigrazione del PD. L'appuntamento dunque dopo il telegiornale alle 14.30 su Telecolor, in streaming sulla siciliaweb.it. Potrete inviare i vostri messaggi di testo alla nostra linea WhatsApp 342 74 55 005. Adesso ci fermiamo per una pausa e torniamo con le ultime del calciomercato per le siciliane. Siamo tornati in studio per il calcio, giornata importante in casa Catania con le ultime ore di mercato. Ricordiamo che sono stati appunto ceduti in prestito Bocic e Popovic e la vigilia del delicato match di Foggia per il quale non ci saranno i tifosi rossazzurri. Tutto in poche ore. Il Catania tenta di risolvere l'intricato rebus di mercato messo in atto con la rivoluzione di gennaio. A fronte di 12 ufficializzazioni la difficoltà, e lo si sapeva, è quella di sfoltire la rosa e magari di piazzare la ciliegina sulla torta prima di individuare i 24 giocatori presenti in lista. Più di qualcuno è in esubero. Bocic e Popovic vanno al Fiorenzuola in prestito secco. Il resto è più intricato. Il Taranto valuta Ladinetti ma ha un solo slot e lo vuole utilizzare per un difensore. Mazzotta e Marsura sono difficili da piazzare su Chiricò. Da un mese al centro delle voci, Lucarelli ha detto così. Chiricò, che io sappia, in questo mercato non ha avuto nessuna proposta. Il tecnico alla vigilia della partita col Foggia, a proposito è ufficiale l'assenza di pubblico residente in Sicilia, ha parlato della rivoluzione messa in atto dalla società a gennaio. Questo rischio ce lo siamo presi perché noi comunque vogliamo cercare di fare il massimo già da quest'anno. Se poi non ci saremo riusciti, vorrà dire che nella peggiore delle ipotesi ripartiremo il 15 di luglio con una squadra fatta, solo da puntellare in 2 o 3 situazioni che già sappiamo che dovremo puntellare. Mentre sul portiere Furlan non ci sono dubbi, serviva dopo l'infortunio di Betters e si mettono da parte antichi rancori. Io sono 1-0 compromessi, però in questo caso mi sembrava giusto bypassare. Il Palermo a un passo dall'ingaggio dell'esterno offensivo Traoré dal Milan, dovrebbe a questo punto sfumare l'assalto a caso del Frosinone. A Messina invece l'unico movimento potrebbe essere in uscita. Sentiamo Francesco Triolo.
Ultime ore di calciomercato febbrili soprattutto per il Palermo, che è sempre a caccia di un esterno offensivo dopo l'addio di Valente. Questione di ore, ma Corini dovrebbe averlo trovato e in chiusura la trattativa per portare in rosanero Chaka Traoré, classe 2004. Una storia particolare la sua: l'arrivo dalla Costa d'Avorio, l'affidamento ai servizi sociali, il tesseramento sotto falso nome tra i dilettanti, poi le giovanili col Parma, l'approdo al Milan, in cui in questa stagione ha fatto parte stabilmente della prima squadra, collezionando 2 presenze in Serie A con un gol ad Empoli, una in Coppa Italia, anche qui con un gol, e il debutto in Champions League nella gara contro il Borussia Dortmund. L'arrivo di Traoré dovrebbe far saltare quello di Giuseppe Caso del Frosinone, a cui è interessata anche la Cremonese. Rosanero che stanno tentando invece di arrivare a Mirko Antonucci dello Spezia, ma sul giocatore c'è da tempo il Modena in netto vantaggio. Scendendo di categoria a Messina dopo l'ingaggio del difensore moldavo Dumbravanu non dovrebbe arrivare più nessuno. La società ha deciso di sostituire i partenti, gli ultimi Buffett Tropea svincolati, ruolo per ruolo, cercando di non mutare gli equilibri del gruppo. L'unica possibilità emersa da valutare nelle prossime ore è quella di uno scambio con la Virtus Francavilla, con Ragusa in Puglia e Fornito in giallorosso. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 dunque si chiude qui, vi lascio tra pochissimo insieme alla collega Giusy Lazzara per il consueto spazio dedicato all'approfondimento del nostro focus e vi ricordo il prossimo appuntamento con il telegiornale alle ore 19. A tutti buon pomeriggio.